Vinitaly 2011. Con un export 2010 di 3,9 miliardi di euro, il vino italiano si conferma prima voce dell'export agroalimentare nazionale. Nel dettaglio, il Veneto copre il 29,5% del totale nazionale. Dati importanti che precedono il debutto allo stand della Regione Veneto del Lison di OCG, del Manzoni Bianco DOC e del Malanotte di OCG. Sentiamo a riguardo il governatore Luca Zaia. Direi ottimo, visto e considerato che abbiamo 350 prodotti tipici, abbiamo fatto un grande investimento sul mondo dell'enologia, prova ne sia che siamo i primi produttori nazionali di vino con 8 milioni e 300 mila ettolitri, ma ricordiamo anche che siamo i primi esportatori con un controvalore di 1 miliardo e 200 milioni, esportiamo sostanzialmente il 30% della produzione nazionale. Ci illustra la situazione del territorio trevigiano l'assessore Marco Prosdocimo. Il Vinitaly sta andando bene per quanto riguarda il comparto del prosecco, sia la fascia di base, quindi il DOC, sia soprattutto quello di collina e di OCG, in particolare il Conegliano Valdobbiadene, che sempre di più si differenzia sul mercato come prodotto di fascia alta della galassia del prosecco. Questo è quello che sta accadendo nei mercati e per fortuna sta accadendo. È un investimento che abbiamo fatto 1 anno e mezzo, 2 fa, e sta già dando dei risultati in questo momento. È importante perché poi la fascia, quella del DOCG Conegliano Valdobbiadene, sempre di più sta attecchendo il concetto che è un prodotto di fascia medio-alta e quindi trova delle risposte all'interno del mondo dell'Horeca, quindi ristorazione, hotel, enoteche, quello è il mondo di riferimento di questo prodotto, mentre dall'altra parte i grandi numeri della DOC si riferiscono maggiormente a quello che è il consumo delle famiglie e quindi parliamo di grande distribuzione. Quindi questa è un po' la situazione. Qui abbiamo anche un operatore del settore che ci può raccontare la sua esperienza della produzione di Conegliano Valdobbiadene, in particolare Valdobbiadene di OCG. Sono a Bortolin Gianfranco dell'azienda Le Bertole. Direi che quest'anno un Vinitaly sempre più interessante, che sta crescendo di anno in anno. Noi da 11 anni facciamo il Vinitaly e notiamo molto importante questa crescita, un pubblico che pubblico intendo operatori del settore a tutto campo, sempre più curiosi e con voglia di informazione sempre più importante. Il nostro prodotto Valdobbiadene di OCG, che ritengo un prodotto in questi ultimi anni in forte crescita di nostra esperienza e poi di mercato generale, è diventato un prodotto molto importante, molto ben apprezzato grazie all'impegno che tutto il territorio sta mettendo. Presenti alla 45esima edizione di Vinitaly le aziende iscritte a cantine di marca come Cadiraio, Alcanevon, Casa Angelo, Cescon Italo Storia Vini, Astoria Vini, Cecchetto Giorgio, Tenuta San Giorgio, Azienda Vinicola Anna Spinato e Casa Piave. In questa edizione anche un'attenzione particolare al vino biologico, come ci dice Daniele Piccinin. Parlando di biologico non possiamo che parlare di vino biologico, e in questo caso è importante parlarlo perché il Veneto è una regione importante per produzioni tipiche agroalimentari e anche di vino. Il Veneto, specialmente il Veneto orientale, è l'area viticola biologica più grande d'Europa, con 8 aziende si contano 400 ettari, e il vino biologico da uve biologiche, perché purtroppo in Veneto, in Italia e in Europa non abbiamo un disciplinare di trasformazione delle uve in vino biologico. Possiamo parlare di vino da uve biologiche perché normata è la tecnica agricola, l'agricoltura biologica, e in questo caso il Veneto può dire il suo. Abbiamo grandi produzioni partendo da Verona, arrivando nel Vicentino, nel Padovano, per arrivare fino all'estremo orientale vicino al Friuli, con grandi produzioni, con grandi tipicità e anche numeri importanti di bottiglie, e possiamo dire che il biologico oggi è uno dei segmenti di mercato più importanti non solo in Europa, da dove è partito, ma anche verso i paesi oltreoceano. Abbiamo i paesi americani, l'Asia che sta chiedendo prodotto biologico
biologico, e questo dovrebbe far riflettere i consumatori europei, ma innanzitutto italiani, che sono i più grandi produttori di prodotto agroalimentare biologico e i minori consumatori. Abbiamo i nostri clienti asiatici, americani, che chiedono prodotto biologico e non solo biologico, perché il Veneto oggi è diventato leader anche nella produzione di vini senza solfiti e vini senza lieviti aggiunti, che hanno fermentato con lieviti indigeni. Quindi sicuramente il Veneto sul vino potrà dire qualcosa e dirà molto di più nell'immediato futuro.